coalizione insieme a Più Europa, ma il centrosinistra è diviso perché il Movimento 5 Stelle, che comanda la coalizione di sinistra, non ha accolto l'invito di fare un passo indietro e trovare un candidato terzo, e quindi oggi noi semplicemente sosteniamo la persona più capace, che conosce meglio la Sardegna, l'unico che viene dalla Sardegna in un certo senso, perché gli altri sono stati decisi a Roma sulla base di incroci romani. È una persona capace, in gamba, sa fare accadere le cose, e questo a noi ci basta. E sono 30 anni che si parla di voto utile e alla fine il voto è risultata la cosa più inutile che esista. Cioè, io mi sono occupato di tante crisi qui, abbiamo riaperto l'Alcoa, Euroallumina. Allora, il punto non è più davvero la questione della destra o della sinistra. Azione e Più Europa insieme qui sostengono Soru perché è il candidato migliore. Dobbiamo pensare che i politici sono persone che fanno un colloquio di lavoro con i cittadini devono pensare come se stessero facendo un colloquio di lavoro, quali sono le esperienze, le capacità, le cose che si sono fatte, questa è la cosa importante. Se continuiamo a ragionare in termini di destra e sinistra non ne verremo fuori da questa storia.